Transizione ecologica, sostenibilità, salvaguardia dell'ambiente. Mai come negli ultimi anni questi temi sono entrati nella sensibilità collettiva e nell'agenda dei paesi. Una delle maggiori voci di spesa nel PNRR è riservata proprio a questi settori, a cui sono destinati investimenti di rilievo. Ma c'è un'ottima notizia per l'Italia. In Europa siamo leader per tasso di riciclo, al primo posto nella classifica, e per tasso di circolarità al secondo posto, la circolarità che misura la quota di materiale riciclato e reimmesso nell'economia nell'uso complessivo dei materiali. E l'analisi dell'ultimo rapporto di Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, del riciclo, del recupero, dell'economia circolare e dello smaltimento dei rifiuti. Guardiamo bene i numeri. L'Italia è al primo posto in Europa per tasso di avvio al riciclo dei rifiuti, sia urbani che speciali, rispetto al totale gestito. L'83,2%, superiamo la media UE del 39,2% e i paesi che ci seguono: la Spagna col 60,5%, la Francia col 54,4% e la Germania col 44%. In vetta c'è il riciclo di metalli, per cui siamo primi col 47,2% rispetto al 39,3% della Francia e al 27,3% della Germania. Guardando al tasso di circolarità dei materiali, l'Italia con il 21,6% è poco sotto il primato della Francia, 22,2%, e comunque sopra la Germania, 13,4%, e la Spagna, 11,2%. In generale rimane ben al di sopra della media europea, che si attesta al 12,8%. Una tendenza in aumento se si considera che questo dato si fermava al 12,6% solamente nel 2011. Salutiamo collegati con noi la giornalista Eliana Liotta. Ben trovata. Buon pomeriggio. Luca Ruini, presidente del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e Paolo Barberi, vicepresidente di Assoambiente. Buon pomeriggio. E ci siamo. Iniziamo da lei, Barberi, perché abbiamo visto anche con la nostra scheda che l'Italia guida la classifica in Europa per riciclo e circolarità, e questa è una notizia che ci rincuora. I risultati più brillanti sono al nord, c'è ancora tanto lavoro da fare al centro-sud. Quali sono però le cause di questo gap e come si può anche colmare questa differenza? Allora, le cause purtroppo sono, credo, di carattere culturale e che dipendano spesso da decisioni politiche, da prese di posizione, da un po' di mancanza di coraggio che noi auspicheremmo appunto maggiore nelle decisioni. Perché il nord sta più avanti del sud e del centro? La risposta è molto semplice, perché al nord c'è un rapporto anche numerico, anche proprio di pesi diverso tra l'economia e quindi tra il tessuto economico, tra il tessuto appunto produttivo e la parte dello Stato che deve prendere le decisioni, e questo fa sì che al nord siano stati realizzati e siano stati accettati dalla società civile, quindi dai cittadini, l'installazione e l'apertura di impianti che possono recuperare materia dai rifiuti o energia dai rifiuti. I dati di cui parlava il servizio, che appunto sono un estratto del lavoro, dello studio che abbiamo presentato a novembre scorso, parlano proprio in effetti di un settore, di un comparto che ormai è un comparto industriale a tutti gli effetti, manifatturiero. È un comparto composto da tante parti, da tanti pezzi che tutti quanti concorrono alla produzione di materia per l'industria. Quindi
io invertirei anche addirittura il punto di vista, non parlerei più di riciclo di rifiuti, ma parlerei di necessità del mondo produttivo di materie prime appunto per realizzare i prodotti che servono per il consumo quotidiano. E quindi poi mi domanderei dove poter andare a recuperare queste materie prime. La risposta che il nostro settore industriale dà è si possono recuperare materie prime anche in Italia, appunto andando a ricollocare, a riutilizzare delle risorse che sono i rifiuti. Faccio una domanda provocatoria, perché non ci riusciamo, visto che un po' le idee le abbiamo chiare? Perché non ci riusciamo? Perché non ci riusciamo? E allora i numeri dicono che ci riusciamo innanzitutto, cioè che ci riusciamo, però il numero più interessante secondo me che ci deve dire e che ci dice che dobbiamo tendere sicuramente ad obiettivi più ambiziosi è il tasso di circolarità, ovvero noi abbiamo la capacità di riciclare l'83,2% dei rifiuti, però poi abbiamo un tasso di circolarità che è del 21,6%. Allora, questa percentuale dovrebbe tendere a numeri più alti. Perfetto, quindi è questo il gap, quindi ci riusciamo, però abbiamo bisogno di chiudere, esatto, di chiudere il cerchio. Il tema vero è che bisogna capire che tutto quanto funziona se si fa una raccolta differenziata fatta bene, se si ricicla bene, ma soprattutto se si utilizzano tutti i prodotti riciclati che derivano appunto dal recupero dei rifiuti. In alcuni settori questo avviene, anzi in alcuni settori c'è una richiesta maggiore della disponibilità di materia prima seconda, quindi di prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti, ma ci sono settori in cui c'è tanta disponibilità e questa disponibilità non viene consumata. E su questi dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare, ma ci torneremo. Vado un attimo dal Presidente Ruini, perché anche nel campo degli imballaggi l'Italia è messa bene. Noi ricicliamo il 73% degli imballaggi che utilizziamo, che sono comunque cifre importanti. L'Europa ha fissato il riciclo del 65% degli imballaggi come obiettivo per il 2025. Anche qui possiamo migliorare ancora, e come? Ma sicuramente sì, da una parte dobbiamo essere anche qui orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto, perché siamo tra i primi grandi paesi, davanti a noi c'è soltanto il Lussemburgo, ma stiamo migliorando. E anche il Sud da questo punto di vista sta decisamente migliorando, soltanto per citare alcuni dei paesi, delle città che hanno al Sud, penso a Benevento, Potenza, Catanzaro o Cosenza, ma questi sono soltanto alcuni, che hanno più del 65% del materiali che sono avviati con la raccolta differenziata, quindi in alcuni casi anche numeri importanti, migliori di alcune delle città del nord da questo punto di vista. Però, come si diceva prima, le miniere stanno diventando sempre di più miniere urbane, quanto gettiamo noi nel cassonetto della raccolta differenziata. E per poter migliorare, un'altra delle attività che va fatto, come si diceva, è riuscire ad avere impianti per il riciclo anche nel centro-sud Italia, dove non soltanto la parte industriale in generale, ma anche la parte di attività industriale di riciclo risulta essere un po' in ritardo. Però devo dire che il PNRR ha fissato una serie di investimenti che possono essere intercettati, e tanti sono stati anche i fondi che sono stati utilizzati per far richiesta da parte di una parte comuni per migliorare la raccolta differenziata, ma anche per realizzare quegli impianti che servono per chiudere il ciclo dell'attività di riciclo. Ricordo un altro dato, secondo me, che è interessante, che nel 2021 il 90% degli imballaggi che sono stati raccolti sono stati riciclati in Italia. Questo con un salto di un 30% in più. Questo vuol dire che rispetto all'anno precedente, quindi questo più del 90% vuol dire che il sistema industriale del riciclo italiano ha anche avuto la capacità di riadattarsi rispetto ad alcuni cambiamenti che sono stati importanti, perché poi negli anni passati
anche faccio un esempio, la carta in qualche maniera si è trovato che un export che veniva fatto verso la Cina a un certo punto si è fermata, ma si è riattrezzata ed è riuscita a estrarre sempre di più da queste miniere urbane del materiale che serve per poter ottenere le materie prime secondarie. Quindi noi ci auguriamo che diventi un trend sempre più in crescita, ci auguriamo, perché sarebbe proprio l'inizio di quel percorso e quella circolarità che ricerchiamo in tutti i settori e tutti i livelli. La interrompo un attimo e vado da Eliana, perché a proposito di circolare, di economia circolare, se ne parla da anni e oggi grazie alla tecnologia possiamo raggiungere davvero traguardi mai pensati prima. È vero che le università e i centri di ricerca italiani progettano software, intelligenze artificiali, moltissima elettrificazione per applicarla anche a livello industriale? Ma è verissimo, Roberta. I motivi sono almeno due. Beh, il primo motivo è che fino a qualche anno fa noi sapevamo indubbiamente che l'economia circolare fosse utile. Ma adesso è chiaro a tutti che l'economia circolare è indispensabile, è assolutamente indispensabile se vogliamo salvaguardare l'ambiente e il nostro clima. Anche il nostro benessere è circolare. Sappiamo benissimo che essere in uno stato di salute buono non significa semplicemente non avere malattie, ma significa vivere in un ambiente che non sia degradato. Quindi l'economia circolare è importante anche per il benessere individuale e per il benessere delle collettività. C'è un altro motivo poi che spinge le università e i centri di ricerca in presenza adesso di fondi e di incentivi ad applicarsi nel riciclo. Ed è che nei nostri rifiuti industriali e urbani ci sono dei tesori nascosti, delle materie prime che noi possiamo riuscire a estrarre proprio grazie alla tecnologia. Pensiamo semplicemente alla quantità di dispositivi elettronici che accumuliamo nelle nostre case. Basta aprire qualche cassetto per trovarci dentro il vecchio telefonino, in un armadio c'è il frullatore che non funziona più. Ecco, se si istituissero delle giornate di raccolta di questi mezzi tecnologici in disuso, in disarmo, potremmo ricavarne tantissimi metalli di cui nemmeno immaginiamo l'esistenza e alcuni preziosi anche come oro e argento. Qualcosina in qualche città, anche nella capitale, già si fa, però sarebbe buon costume, insomma, che diventasse la nostra quotidianità e il nostro modo di smaltire e riciclare quello che viviamo e consumiamo ogni giorno. Ci torniamo, Eliana. Intanto facciamo un attimo un punto sugli impianti di riciclo e su come sono in Italia, e a questo proposito vediamo insieme un'altra scheda e poi ne parliamo. Secondo l'ultimo rapporto di Assoambiente, l'Italia eccelle in Europa nel riciclo e nel tasso di circolarità, ma deve ancora colmare il gap nello smaltimento dei rifiuti. Il nostro tallone di Achille è infatti il fatto che esportiamo ancora troppi rifiuti, anche a causa di impianti non all'avanguardia collocati soprattutto nel centro-sud del paese. In questo senso dovremmo puntare su strumenti in grado di far compiere il definitivo salto di qualità all'industria nazionale del riciclo, come gli acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni e gli incentivi fiscali sui prodotti riciclati. Ma pensiamo agli impianti, ad esempio. Se la Germania con 10.497 strutture leader europea, l'Italia è seconda con 6.456 impianti di recupero di materia di media-piccola dimensione, seguita dalla Spagna con 4.007. Nel 2020 dall'Italia sono stati esportati 4,2 milioni di tonnellate di rifiuti, inviati oltre confine dove per lo più vengono recuperati. L'area geografica italiana dove si ricicla di più è il nord, dove è distribuita la maggior parte degli impianti. Nel paese la provincia autonoma di Trento si colloca al primo posto per raccolta differenziata, con la percentuale record del 76,7% e una produzione di rifiuti urbani pro capite inferiore alla media nazionale, 486,4 kg per abitante.
A seguire il Veneto, 76,1% di differenziate, 476,1 kg per abitante, la Sardegna 74,5 e 444,4 kg per abitante e la Lombardia 73,3% e 467,8 kg per abitante. Ma il margine di miglioramento è grande. Sopperire alla carenza di impianti, infatti, potrebbe far crescere il sistema produttivo, creare posti di lavoro e risolvere la mancanza di materie prime. Ma bisogna lavorare anche su un altro fronte, adottare norme tecniche che regolamentino il settore, favorendo la creazione di un mercato stabile e trasparente e rafforzare la domanda pubblica di prodotti riciclati, una sfida che l'Italia può vincere grazie ai fondi del PNRR. Barberi, vengo da lei, è una sfida possibile? Certamente sì, è una sfida possibile, è una sfida che dobbiamo cogliere e che dobbiamo vincere. E in quest'altra scheda è stato inquadrato bene anche appunto il tema del mercato, accennavo prima. Tutto funziona se il mercato è pronto a ricevere le materie che derivano dal recupero dei rifiuti. Perché se il mercato non riceve queste materie, anche appunto tutti i vari processi che vengono a monte, quindi dalla raccolta differenziata agli impianti di riciclo, e poi si bloccano, si intasano perché non c'è l'uscita. Si parla nel servizio di rifiuti urbani, considerate che i rifiuti urbani sono una piccola percentuale rispetto alla totalità dei rifiuti che vengono prodotti nel paese. E se parliamo di circa, adesso vado un po' a memoria con i numeri, non ho sotto mano i numeri precisi, però parliamo di circa 30 milioni o 35 milioni di tonnellate di rifiuti urbani a fronte di circa 100 milioni di tonnellate di rifiuti speciali che vengono prodotti ogni anno in Italia. I rifiuti speciali non sono quelli che fanno male, i rifiuti speciali sono quelli prodotti dalle attività, quindi prodotti dalle partite IVA. E che forse devono essere smaltiti diversamente, semplicemente. E devono essere recuperati, vengono recuperati e devono trovare uno sbocco nel mercato. I rifiuti, diciamo, non se ne parla mai, però i rifiuti maggiori per quantità in Italia, ad esempio, sono i rifiuti inerti, quelli che derivano dalle attività di costruzione e demolizione e da altri processi industriali. Parliamo di circa 68 milioni di tonnellate, quindi un quantitativo enorme. E da questi deriva una quantità di materiale che viene resa disponibile al mercato di circa 45 milioni di tonnellate ogni anno, e il mercato deve essere normato, come sentivo appunto nell'ultima scheda, con norme sugli acquisti verdi, con capitolati, con prezzari eccetera, in maniera da poter recepire e da poter consumare tutte le materie che vengono prodotte dal recupero di questi rifiuti, ad esempio. A proposito di rifiuti, mi ha dato lo spunto per un'altra domanda, la interrompo solo un attimo. Presidente Ruini, a proposito di smaltimento di rifiuti, sia il riciclo fisico di materiale, si somma anche il riutilizzo energetico come il combustibile, il totale di imballaggi, per esempio, sottratti alla discarica, leggevo che era dell'83,7%. Parliamo di quasi 11 milioni di tonnellate. Assolutamente sì, perché con le attività da una parte ci sono i cittadini che fanno la raccolta differenziata, i comuni che se ne occupano di organizzarla e poi viene o affidata al mercato, come si diceva, o affidato ai consorzi del sistema CONAI, che hanno l'obbligo di ritirare questo tipo di attività. Per farli lavorare, come al solito, tutte le attività industriali hanno una serie di scarti, quindi da una parte c'è il materiale buono che viene selezionato per poi essere trasformato o di nuovo in un imballaggio, penso al vetro per le bottiglie, oppure alla carta per ritornare a fare casse di cartone che vengono normalmente utilizzate, oppure per fare anche altro tipo di materiale. Penso la plastica non solo serve per le bottiglie, per tornare bottiglie, ma in alcuni casi anche i parafanghi delle auto sono fatte in materiale riciclato, le imbottiture dei sedili delle auto. Ma poi tutto quello che invece è materiale di scarto, perché ovviamente la raccolta differenziata i cittadini in alcuni casi la fanno bene, in altri casi ci mettono anche materiale che non c'entra con quel tipo di raccolta. Questo viene però avviato
per produrre energia elettrica, e quindi in questo momento in cui il tema dell'energia, con i costi dell'energia così alti, sicuramente anche una quantità di recupero di energetico legata agli scarti della raccolta differenziata risulta essere un altro dei vantaggi che nascono da questo tipo di attività. E quindi anche da questo punto di vista fare la raccolta differenziata porta anche un aiuto rispetto ad avere maggiore energia elettrica o in alcuni casi anche energia termica, ma comunque energia, per tutto quello che non può avere una seconda vita con l'imballaggio. Direi che già non è decisamente poco. Una branca relativamente recente dell'economia circolare è la bioeconomia circolare, un termine un po' complicato, e io chiedo ad Eliana, perché tu ci aiuti sempre in maniera molto semplice a capire dei concetti un po' complicati e a renderli poi semplici nel concreto. Che cos'è? Che cosa intendiamo per bioeconomia circolare? Ti ringrazio per la fiducia, Roberta. Vero. Il tema è questo: cercare di allontanarsi il più possibile dalla produzione con materiali fossili, quindi evitare il più possibile l'impiego di carbone, scusate, di petrolio, di gas, perché sono risorse che andiamo ad esaurire, sono risorse che spesso importiamo da altri stati e poi sono risorse che generano produzione di gas serra, e i gas serra, lo ricordo, sono come una coperta che avvolge il nostro pianeta e lo scalda sempre di più. Il riscaldamento globale porta poi ai cambiamenti climatici che a loro volta conducono a fenomeni estremi che vanno dalla siccità agli uragani, alle alluvioni. Quindi si può cercare di cominciare a produrre quanti più oggetti possibili, ma anche energia, da vegetali, da microrganismi, da animali. Questa è da rifiuti, diciamo, organici, dal cosiddetto umido. Ho incontrato qualche tempo fa una giovane imprenditrice catanese che con una collega ha messo in piedi una start-up che riesce, pensate, a estrarre dai residui della spremitura delle arance, quindi dalle scorze, da una cosa che in gergo si chiama pastazzo in siciliano, da questo pastazzo riesce a ricavare, pensate un po', un tessuto che somiglia alla seta. L'industria, per adesso l'azienda è piccola, ma l'idea che possa crescere è rincuorante. Il settore chiave in cui si applica la bioeconomia circolare è quello delle bioplastiche. Le plastiche, come noi sappiamo, per tradizione classicamente derivano dai polimeri, dal petrolio, però è possibile produrre bioplastica con l'uso, per esempio, di amido di mais, di barbabietola da zucchero, ancora una volta di residui che provengano dal mondo vegetale. Esistono poi delle bioplastiche che sono anche del tutto compostabili. Ecco, questi sono degli esempi che ci aiutano a capire come può indirizzarsi la nuova economia circolare ancora più sostenibile. Esempi che possono sembrare complicatissimi e invece poi nel concreto non lo sono per niente, se solo fossimo abituati a questo tipo di utilizzo anche del materiale da riciclare. Presidente Ruini, di recente lei ha fatto una richiesta precisa al governo per le politiche di settore, perché noi abbiamo parlato in grandi linee davvero di quella che è la situazione, di un futuro possibile, poi c'è bisogno anche di sostenerle queste idee anche dal punto di vista proprio burocratico. Se ne parla? Assolutamente sì. Allora, come si diceva, il Sud è la parte che in qualche maniera ha maggior necessità di avere infrastrutture per l'attività del riciclo. Abbiamo fatto anche noi uno studio prima che venissero emessi i bandi per il PNRR, e anche lì abbiamo trovato che vi era una necessità di avere circa 160 impianti per chiudere il cerchio del mondo dei rifiuti di imballaggio. Devo dire che una parte di questi fondi sono stati destinati sia nei bandi di gara che pian piano
stanno uscendo le classifiche, e questi serviranno da una parte per migliorare la raccolta differenziata, ma dall'altra parte anche per realizzare, sia legato al pubblico ma anche al privato, degli impiantistici, anche se ricordiamo che la realizzazione degli impianti, come al solito, una delle maggiori difficoltà sono avere le autorizzazioni sul territorio, perché riuscire a trovare consenso rispetto alla realizzazione di impianti non è sempre molto semplice, bisogna riuscire a costruire un buon dialogo con il territorio. Possiamo sperarci in questo buon dialogo tra i fondi del PNRR destinati, tra cosa bisognerà ancora fare? Ci riusciamo questa volta? Ma secondo me sì, sono poi ottimista, perché poi i buoni progetti raccontati bene poi vengono in qualche maniera poi realizzati. Anche